Riprendiamo la linea, abbiamo raggiunto Riolo Terme, qui alle mie spalle l'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, ovviamente le trattrici che ci hanno già accompagnato anche nella prima parte della nostra puntata. Qui con me Massimo Masetti, che è il direttore del Consorzio Agrario di Ravenna. Agriolo, la 16ª edizione, ma sempre questa festa ci dà un bello spaccato dell'agricoltura, della meccanizzazione, delle tecnologie, e voi in quanto Consorzio Agrario come affiancate l'agricoltura del territorio della provincia? Il Consorzio Agrario di Ravenna si è strutturato con una rete capillare di punti vendita, di centri di assistenza, di officine. Cerchiamo di svolgere un servizio a 360 gradi per l'agricoltura. Lo facciamo attraverso un servizio tecnico molto strutturato, con una professionalità fatta da numerosi tecnici che quotidianamente svolgono un lavoro al fianco degli agricoltori proprio per cercare di dare all'agricoltore quel supporto tecnico che è necessario per valorizzare le proprie produzioni. La nostra peculiarità è quello che lo facciamo attraverso la ricerca, lo facciamo attraverso l'innovazione. Noi non ci riteniamo dei venditori di prodotti, ma ci riteniamo un'azienda che fa sperimentazione, che fa attività sul campo al fianco degli agricoltori e poi attraverso il proprio centro di saggio sviluppa, diciamo, dei programmi veri e propri su misura degli agricoltori per cercare di dare il servizio giusto al territorio, ma non un territorio in senso lato, proprio l'abito giusto ad ogni singola azienda agricola. Ecco, prima eravamo nella vostra officina autorizzata a Casola Valsenio, ma allora la meccanizzazione, noi prima ci siamo concentrati sugli specializzati perché questo è terreno di frutticoltura, di viticoltura, però la provincia di Ravenna ha anche grandi estensioni. Allora la meccanizzazione, la tecnologia come può aiutare e sostenere l'agricoltura? Sì, può aiutare un po' sotto tutti i punti di vista. Siamo partiti dal T4, quindi dalla gamma specializzato, per arrivare anche a tutta la gamma di alta potenza, dove sistemi di precisione, quindi guide satellitari e sistema di gestione di settori, quindi per poter ridurre le sovrapposizioni, ci portano a un risparmio non indifferente su tutto quello che è la lavorazione agricola. Più che altro ci può aiutare a ridurre notevolmente le spese. Bene, grazie infinite, adesso entriamo. L'agricoltura, il territorio, su queste colline nel comprensorio la frutticoltura la fa da padrone e quest'anno tra gli amici di Fatagri possiamo annoverare anche una realtà storica nel settore frutticolo, Asta Fruttaltedo, una realtà che è nata nel 1984, un'azienda familiare, diciamo così. Antonio Tirella attualmente è il titolare dell'azienda, Graziella Bencivenni direttore di Asta Fruttaltedo, la moglie, lo possiamo dire, insomma azienda familiare nel vero senso della parola. E poi abbiamo tantissima frutta anche qua all'Istituto Alberghiero, tra l'altro ad accogliere gli ospiti sulle tavole una mela confezionata in un modo stupendo, che di solito le mele, la frutta nel menù arrivano in fondo un po' dimenticate, invece questa volta li abbiamo in primo piano. Allora, un'azienda storica la vostra, un'azienda che ha proprio nelle finalità anche quello di consentire ai produttori la miglior redditività, perché sappiamo che comunque questo è un pochino il problema del mondo della frutta. Sì, il nostro scopo con la nostra azienda è di valorizzare al massimo i prodotti italiani, in special modo quelli dell'Emilia Romagna e il nostro territorio. Cerchiamo di vendere solamente frutta italiana in tutti i mercati italiani ed esteri, e valorizzando al massimo la frutta dei nostri agricoltori nei cestini o nelle padelle confezionata per arrivare sulle tavole degli italiani come prima scelta, insomma. Questo ci permette anche di valorizzare al massimo i prezzi, dando all'agricoltore tutti i giorni il prezzo di realizzo, e in più in poche settimane gli diamo anche il frutto del loro lavoro, il sacrificio, quindi un cash immediato che gli permette di fare i propri interessi pagando gli operai, i concimi e
tutto quant'altro. Graziella, voi per la prima volta collaborate con Fatagri, lei però aveva già avuto occasione di conoscerla l'anno passato, è una bellissima realtà e tra l'altro immagino che questo sia per voi un comprensorio importante anche dal punto di vista produttivo. Sì, è molto importante dal punto di vista produttivo e poi è come diciamo la nostra casa, perché noi siamo qui presenti da tanto tempo e appunto cerchiamo veramente di portare ad un alto livello. In effetti anche questo che abbiamo portato questa sera è un modo diverso anche di vedere un po' la frutta. Perché? Perché deve essere vista anche da un altro punto, quindi come presente appunto sulla tavola, regali, omaggi e stiamo creando sempre composizioni e creazioni nuove proprio per dare veramente valore. Stefano Quarnetti è il presidente di Fatagri, neopresidente perché purtroppo un mese fa è mancata una figura storica per Fatagri che era Francesco Dal Monte, ci ha lasciato però. La fiera si deve fare con lo stesso animo proprio per ricordare lui e volevo partire proprio da qui. Quindi 16ª edizione, si ripercorrerà quello che è stato fatto gli altri anni, quindi sarà comunque un pochino con un peso nel cuore ma comunque una festa, comunque un grande appuntamento per Riolo Terme. Sì, perché Francesco, detto Chicco, noi lo chiamavamo sempre tutti Chicco, lui la voleva, la vuole, anche negli ultimi consigli lui dice bisogna fare così, ci ha dato le direttive e tutte, sembrava quasi che avesse un segno lui e per questo l'animo è in fondo ai piedi veramente, perché arrivare a lui, e lui era uno dei fondatori della fiera, quindi arrivare a lui ce ne vuole. Però andiamo avanti, dobbiamo farla più bella di prima per il suo ricordo, che lui proprio ci teneva a questa fiera, era una cosa, non la so spiegare, però gli si brillavano gli occhi quando lui parlava della fiera. Per voi è sicuramente una fiera più impegnativa delle altre, però farete tante cose. Tantissime, facciamo come al solito tutte queste cose, è una fiera per la famiglia, per tutti, e facciamo la fiera degli animali, ci sarà non più la cosa dei passatelli, ma faremo chi fa la sfoglia più bella, più tonda, più quadrata, più sottile, avremo lì in piazza, lì davanti alla piazza centrale, e poi adesso ci andiamo dietro i giochi nell'aia come al solito, i soliti giochi di una volta che si facevano, poi abbiamo un gruppo di giovani che abbiamo piacere, che i giovani ci sono venuti dietro. E Francesco voleva questo e difatti tanti ragazzi ci vengono dietro. Futuro, ambiente, tradizione. C'è tutto, c'è. Esatto, noi il futuro già l'abbiamo raccontato perché dal futuro, dai droni, dalla guida satellitare siamo partiti e l'ambiente ne parlerete in un convegno importantissimo il 4 di aprile, la tradizione sappiamo che fa parte di Agriolo. E poi io aggiungerei però anche solidarietà perché poi avremo occasione di parlarne, perché comunque Fatagri sostiene anche tanti progetti di solidarietà e che è un legame con il territorio. È un legame col territorio e la segue la nostra consigliera Valentina Mazzanti, che l'anno scorso abbiamo fatto una sala per bambini autistici. Poi in più un nostro consigliere va nella scuola materna di Riolo a fare l'orto. Fatagri abbiamo detto è solidarietà, ma Fatagri è anche una componente femminile importantissima. Qui con me c'è Valentina Mazzanti e Laura Bertini. Laura in particolare è la segretaria dell'associazione. Allora io comincio proprio dalla solidarietà perché da lì abbiamo lasciato con il presidente, perché fate tante cose. Sì, esatto, noi abbiamo iniziato l'anno scorso con la prima iniziativa di beneficenza, è stata una cosa molto bella, insomma siamo riusciti a creare all'interno della scuola elementare statale I Cipascoli di Riolo Terme un'aula multisensoriale ed è stato un progetto che ha richiesto tempo, però la cosa importante è che è venuto fuori una cosa davvero molto bella che è molto utilizzata e quest'anno invece abbiamo fatto di nuovo un'altra raccolta fondi
con il ricavato verrà acquistata una LIM, cioè una lavagna interattiva multimediale, che verrà donata alla scuola materna. E un altro progetto che ci rende molto orgogliosi è un progetto sempre con la scuola materna ICI Pascoli di Riolo Terme Statale, che è la realizzazione di un orto didattico, e quindi diciamo così a cadenza abbastanza regolare, un po' anche in base al tempo meteorologico, un incaricato insomma di Fatagri va a scuola e insegna ai bambini il rapporto con la terra, e quindi noi siamo molto fieri di questa iniziativa, perché è un po' la realizzazione concreta di quello che è il nostro nome, cioè futuro, ambiente e tradizione, e quindi quale cosa migliore di avere un nostro incaricato che trasmette quelli che sono i valori della terra ai bambini, ecco. Allora, questa componente femminile che è fondamentale, abbiamo detto è bellissimo il gruppo di giovani che si impegna nell'associazione, ma anche tante donne. Sì, assolutamente, devo dire che anche per quanto soprattutto si parla di tutte le varie manifestazioni che facciamo, perché non siamo solo Agri-Riolo, ma la Fatagri è attiva anche con delle cene, con delle tombolate appunto per riuscire ad aiutarci con i fondi per portare avanti queste manifestazioni per beneficenza che facciamo, e le donne sono indispensabili, a partire dalla cucina per la fiera, a partire dalle polentate che facciamo l'inverno, e alla fine siamo tutti una grande famiglia e le donne bene o male sono il punto forte di tutto quello che è. E adesso è il momento di fare un'incursione nelle cucine dell'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi. Ovviamente ci sono i ragazzi che stanno lavorando. Qui davanti abbiamo la fine del pasto probabilmente, perché vedo la pasticceria, però sono tante le cose alle quali loro stanno lavorando. Professor Massimo Bettelli, intanto per i ragazzi una bella messa alla prova, dover mettere a tavola tante persone. Sicuramente per loro è un'esperienza, come dire, molto motivante. Uno, perché sono persone che non conoscono, sono clienti ed è una delle prime volte che li affrontano. Normalmente fanno da mangiare per loro stessi, per i loro compagni. Avere delle persone adulte, ospiti che vengono da fuori, per loro, come dire, è una motivazione doppia. Ecco, quindi una bella messa alla prova e fa parte del percorso professionale, insomma, per farli crescere anche professionalmente. Io però adesso volevo le anticipazioni un pochino sul menù. Che cosa avete preparato? Un'insalata di galletto con alcune verdure invernali, che la serviamo tiepida, e un po' di farro, condito con olio extravergine delle nostre colline. Proseguiamo con una crema di zucca dove al posto dei crostini abbiamo messo della salsiccia e un po' di formaggio fuso, una fondutina di formaggio. Seguirà una lasagnetta con asparagi e prosciutto stagionato. Proseguiremo con il secondo piatto, che è uno stracotto di manzo, uno spezzatino di manzo potremmo quasi dire, in cui abbiamo utilizzato le parti meno nobili del manzo, quindi la spalla e l'anteriore, che lo serviamo con un purè di patate, del radicchio precoce di Treviso e una bella salsina per accompagnare tutto. Uniamo anche 2 spicchietti di mela fusi per, come dire, sgrassare leggermente il prodotto. Non è il termine forse molto televisivo, ma però rende bene l'idea. Abbiamo preparato una torta celebrativa per l'occasione, e per il caffè, come vedete, i piatti che sono stati inquadrati prima serviranno insomma per finire il pasto. Speriamo di, come dire, che tutti escono contenti e di ripetere questa esperienza anche nei prossimi anni. E con il taglio tradizionale della torta e poi un saluto doveroso a tutti i ragazzi che con i loro insegnanti hanno lavorato per questa serata, si chiude la nostra puntata e ovviamente è ufficialmente aperto il conto alla rovescia per la 16ª edizione di Agriolo. L'appuntamento per tutti 11, 12, 13 aprile prossimi. Grazie per averci seguito. In sovraimpressione come sempre tutti i nostri riferimenti. Grazie ancora e ci ritroviamo la settimana prossima. In collaborazione con
AgriBanking, il tuo partner di filiera.